Mentre le varianti preoccupano, la campagna vaccinale in Sicilia diventa lotta di classe. Ieri i sindacati del commercio hanno spedito una lunga lettera al governatore Nello Musumeci minacciando lo sciopero. I lavoratori, ad esempio la cassiera X di un supermercato Y, che ha lavorato tutti i giorni anche in zona rossa, sono esposti a un rischio sicuramente maggiore di altre categorie già inserite nella campagna vaccinazioni. Questo è il messaggio lanciato e sottolineato dai sindacati di CGIL, CISL e UIL. Da quando si è diffusa la notizia che la Regione ha chiesto l'elenco degli avvocati, si è scatenata la bagarre, insomma. Prima sono stati i disabili gravissimi a definire il piano vaccinale indegno e ieri l'assessore alla sanità Ruggero Razza ha annunciato che gli 11.000 che ricevono l'assegno regionale saranno vaccinati subito. Ma Razza respinge altre polemiche. Si è molto più sicuri in un negozio che segue le regole che non in un'aula di tribunale, dice. I 28.000 avvocati siciliani riceveranno la dose prima degli over 75 e questo perché, spiega l'assessorato, per i secondi serve il vaccino Pfizer-Moderna, mentre per i primi, così come per i docenti, per le forze armate e quelle dell'ordine, si utilizza AstraZeneca, che non prevede una copertura totale. Chi protesta deve sapere che se un professore universitario si vaccina prima di un disabile grave è perché per categorie diverse servono vaccini diversi. E l'ultima miccia l'accende il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. Ha chiesto di vaccinare deputati in vista della finanziaria. Ho chiesto all'assessore Razza di velocizzare i vaccini qui in Parlamento perché noi stiamo iniziando ad affrontare il tema della finanziaria. Significa che in questi giorni, nei prossimi giorni, incontreremo tutte le categorie, tutti i sindacati, tutti gli assessorati, o tantissima gente degli assessorati sarà presente qui in assemblea. Facciamo le commissioni, che significa tanta gente che si vede tutti insieme in una stanza, per quanto grande e per quanto tentiamo di garantire le misure minime. Però non c'è dubbio che in questo momento, senza voler scavalcare nessuno, siamo una di quelle categorie che ha più bisogno dei vaccini, perché incontriamo centinaia di persone.